Dammi la pistola, dammi la pistola! ਚੱਲ Uno sparo, poi le grida dei ragazzi impauriti. Succede in pieno giorno alla fermata delle Corriere a Porto di Legnago. In primo piano un gruppetto di ragazzi. Uno corre verso un amico, urla di dargli la pistola. Probabilmente si tratta di una scacciacani, la impugna e spara un colpo in aria tra il panico degli altri studenti in attesa di prendere il bus. Tutto immortalato in un video diventato in pochi minuti virale sui social. Dammi la pistola, dammi la pistola! ਚੱਲ Immagini che sono state acquisite dai carabinieri ora sulle tracce dei responsabili. Le indagini dovranno anche ricostruire il contesto in cui tutto si è svolto, verso chi era rivolto quel colpo di pistola, se i ragazzi armati si stessero scontrando contro un altro gruppo di Maranza. Da chiarire anche se si possa trattare della stessa baby gang che da tempo sta terrorizzando il quartiere di Porto, responsabile dell'aggressione ad un giovane colpito da un sasso e di una maxi rissa la scorsa settimana. Un episodio che ha suscitato nella frazione paura e indignazione, accendendo il dibattito politico. Basta con questo scempio, non possiamo accettare che i luoghi frequentati ogni giorno da studenti diventino teatro di episodi di questo tipo. È un segnale gravissimo di degrado educativo e sociale che va affrontato senza esitazioni, il commento del presidente della regione Alberto Stefani. Chi compie azioni di questo genere deve essere obbligato a restituire qualcosa alla comunità. Questi ragazzi devono andare a lavorare per il loro paese, a pulire scuole, strade, cimiteri e parchi, continua il governatore, che ricorda il percorso avviato dalla regione con la proposta ad ANCI e all'ufficio scolastico veneto di istituire lavori di pubblica utilità obbligatori per chi commette certe azioni. Non possiamo tollerare, conclude Stefani, che certi comportamenti diventino quasi un modello amplificato e virale sui social. Serve un cambio di paradigma, più responsabilità, più presenza delle istituzioni e un messaggio chiaro: chi sbaglia paga e paga lavorando.